IT è una realtà tra le più versatili del panorama nazionale dell'ingegneria delle telecomunicazioni. L'azienda, sorta a Cagliari nel 2002, vanta uno staff tecnico di prim'ordine per la realizzazione diretta della rete di telecomunicazioni e di ogni tipo di progetto integrato multisettoriale. IT offre ogni tipo di soluzione e servizio nel campo del project management, realizzazione e collaudo, assistenza e manutenzione. IT, esperienza trentennale al servizio della nostra vita digitale. Amici di Directa Sport, buon pomeriggio da Porto Torres. Siamo al Campo Nuovo a circa 10 minuti dall'inizio della sfida tra Torres e San Marino Academy. È la quinta giornata del girone C del campionato di Serie C di calcio femminile. A farci compagnia in questo rapido prepartita un dirigente per parte. Partiamo per dovere di ospitalità da Ivan Zannoni, DS del San Marino. Buongiorno a tutti. Anzitutto le chiedo in che condizioni arrivate in Sardegna, 2 vittorie e una sconfitta nelle prime 3 partite disputate. Sicuramente siamo in buone condizioni e dal canto opposto vogliamo rischiattare la prima sconfitta stagionale partita domenica scorsa contro la Jesina e quindi speriamo subito oggi di rischiattarci e di fare un risultato positivo, ben consapevoli che sarà difficile perché la Torres è un avversario sempre ostico. Oltretutto, per quanto i numeri siano giovanissimi, il campionato ha appena iniziato, la curiosità sta appunto nel fatto che la San Marino Academy ha sempre vinto di fatto in trasferta e perso l'unica gara disputata tra le mura amiche. Esatto, adesso i numeri lasciano il tempo che trovano, soprattutto adesso perché abbiamo giocato solamente 3 partite, quindi diciamo che prima di dire magari che ci troviamo meglio in trasferta che in casa aspetterei alcune altre giornate, ecco. E niente, quello che posso dire è che c'è rammarico per la partita di domenica scorsa perché giocavamo in casa e volevamo fare meglio, abbiamo fornito una prova sottotono e quindi oggi per forza di cose vogliamo rialzarci e già da martedì scorso la squadra ha voltato pagina, ha cercato di capire gli errori commessi domenica scorsa e speriamo di non ricommetterli oggi e di fare del nostro meglio perché abbiamo tutte le carte in regola per poter far bene. Per chi conosce poco la San Marino Academy, le chiedo come ultima domanda quali sono gli obiettivi stagionali della formazione titana. Partiamo dal presupposto che abbiamo cambiato molto 8 giocatrici rispetto al passato, abbiamo ringiovanito, sicuramente gli obiettivi è di arrivare nei primi 4-5 posti, vogliamo fare un campionato di vertice e sappiamo che ci sono altre 3-4 squadre importanti con cui ci giocheremo comunque questi primi posti e attendiamo i confronti per vedere a che livello siamo, a che livello sono le nostre avversarie, ma cercheremo di fare il possibile per raggiungere il nostro obiettivo che è quello comunque di fare un campionato da protagonisti. Perfetto, grazie mille al DS della San Marino Academy Ivan Zannoni, alla mia sinistra il presidente Andrea Budroni, anche oggi rosa un po' corta, come sta la squadra? Sì, buonasera a tutti. La squadra si è allenata bene, col fatto che non abbiamo giocato domenica per questione di trasporti e non siamo andati a Teramo. La squadra ha fatto 2 settimane di una ripresa atletica e col mister Mario De Sole ha riproposto tutta una questione di allenamenti tattici su schemi e quindi abbiamo lavorato bene. Mi aspetto i 3 punti oggi, anche se noi rispettiamo molto il San Marino perché comunque ha una rosa importante, sicuramente hanno esperienza in campo, in panchina, a differenza nostra che purtroppo, come diciamo da un po' di settimane, siamo un po' in difficoltà da quel punto di vista. Aspettiamo dicembre che riapra il mercato. In quest'ottica questi 2 rinvii possono rappresentare un simil vantaggio, nel senso che andrete a recuperare queste 2 partite quando magari sarete numericamente e anche qualitativamente messi meglio, diciamo così. Sì, questo potrebbe essere sicuramente un vantaggio, ma ricordiamoci che il mercato aprirà non solo per la Torres ma anche per le altre squadre, quindi come ci rinforzeremo noi si rinforzeranno anche gli altri, però noi andiamo per la nostra strada e sicuramente saremo meglio a dicembre che non adesso. Continua il viaggio nella Torres, 3 partite interne, 3 campi diversi con l'auspicio che Porto Torres porti fortuna. Ce lo auguriamo, come ha chiuso l'ultima partita in casa, adesso
spetterebbero i 3 punti, ma questo ovviamente sempre nel rispetto dell'avversario che sia davanti e soprattutto della squadra avversaria, e noi cerchiamo per 90 più recupero di portare a casa i 3 punti. Se saremo bravi metteremo in campo la cattiveria agonistica giusta e ciò che il mister spiega ogni settimana, io non credo che i 3 punti siano i nostri, se no onora agli avversari. Perfetto. Io ringrazio Ivan Zannoni e Andrea Budroni per averci fatto compagnia in questo rapido pre-partita. Ci prendiamo una piccola pausa pubblicitaria e ci risentiamo fra qualche minuto per la diretta di Torres San Marino Academy. J4 Sport si occupa della fornitura di abbigliamento e attrezzature sportive dei migliori marchi italiani ed esteri. Unico RA Pro di Cagliari, rivenditore gold del brand spagnolo Ioma, dei medicinali Sixtus, delle attrezzature Barrett e Schiavi, oltre che di tanti altri prestigiosi marchi. Sono tante le società sportive e gli atleti di tutti gli sport che si servono da J4 Sport e che continuano a seguire la nostra filosofia: vestirsi bene, comodi e al giusto prezzo. Dalla cinquantennale esperienza di Commerciale Pirroni nel settore dell'edilizia nasce il nuovo showroom dedicato alla ristrutturazione della casa. Nella storica sede di via San Sperate a Decimo Mannu puoi trovare un fornitissimo reparto dedicato alla termoidraulica, ma anche stufe a pellet, impiantistica e le migliori proposte di pavimenti radianti. Commerciale Pirroni esegue sopralluoghi gratuiti e preventivi personalizzati, anche in loco. Commerciale Pirroni, qualità e affidabilità per la tua casa. Amici di Directa Sport, siamo a Porto Torres, benvenuti al campo nuovo. Da qui la voce di Mauro Guerrero e le imprescindibili immagini di Andrea Faris si apprestano a raccontarvi Torres San Marino Academy, alla quinta giornata del campionato di Serie C di calcio femminile. Il girone è il C, con le squadre nel cerchio di centrocampo agli ordini del signor Alessandro Martinelli di Ostialido, che sarà coadiuvato dai signori, anzi dalla signora Roberta Falchi e dal signor Filippo Doro, entrambi sassalesi. Andiamo a darvi lettura di quelle che sono le scelte iniziali dei due tecnici, partendo per dovere di ospitalità dalla San Marino Academy di mister Alain Conte, che schiera le sue ragazze con un 4-3-3, una linea difensiva composta da Micciarelli, Montalti, Venturini e Piazza per la protezione dell'estremo difensore Montanari. In mezzo al campo ci sono Deida, Lanotte e Prenga, il tridente offensivo composto da Baldini, Menin e Rigaglia. Risponde la formazione di Mario De Sole con la canonica numerazione dall'1 all'11. Lo schieramento sarà il 4-4-2. Con il numero 1 c'è Beth Griffiths, col 2 Alessia Ledda, col 3 Valentina Alcongia, col 4 Giada Sanna, col 5 Elisabetta Tola, col 6 Alice Orsini, col 7 Antonia Peddio, con l'8 Flavia Fancellu, con il 9 Maria Grazia Radu, col 10 Maila Cocco, con l'11 Elisa Faris. Panchina corta per Mario Del Sole, solo 3 ragazze a sua disposizione, con il 12 Giorgia Chessa, col 13 Martina Poda e con il 15 Gaia Cossu. Terra arbitrale che ha sbrigato le ultime pratiche prima del primo fischio della gara, che arriva in questo momento. Alessandro Martinelli fischia per la prima volta, dando inizio a Torres San Marino Academy, quinta giornata del campionato di Serie C di calcio femminile. La Torres a lavorare questo primo pallone, formazione di casa che attacca da destra a sinistra rispetto al vostro punto di osservazione, con un completo interamente bianco. Fa il contrario da sinistra a destra, un completo quasi totalmente rosso. La San Marino Academy di mister Conte, primo fallo laterale proprio per la formazione oggi in trasferta. A batterlo Nicole Micciarelli, che va subito a cercare la sponda di Menin. Torres che libera la propria tre quarti, concedendo però un'altra rimessa a lato. San Marino Academy che arriva in Sardegna dopo aver disputato 3 gare, vinto all'esordio sul campo della Libertas, altra vittoria in trasferta contro il Riccione, 11-0 e 4-0 rispettivamente i punteggi in favore della San Marino Academy. È arrivata una sconfitta interna contro la Jesina nell'ultima gara disputata, 3-1 il punteggio. Terza rimessa laterale consecutiva per la formazione ospite, ancora
Gioco che riparte dalle mani di Micciarelli, si cerca ancora il capitano Menin, prova a lavorare spalle alla porta, Torres che pulisce per una volta la propria tre quarti con il rilancio di Giada Sanna. Torres alla terza gara del suo campionato, terza gara interna, i rinvii delle sfide contro Forlì e Real Bellante. Qua disimpegno elegante di Alessia Leda che poi cerca sulla sua verticale il movimento di Farris, palla irraggiungibile per il centravanti della formazione di De Sole, ancora secco in questa stagione. Torres che ha nel suo capitano Valentina Congia il proprio miglior marcatore con 4 reti finora tra campionato e Coppa Italia. San Marino Academy che ha invece in Giulia Baldini 8 gol in campionato, il proprio miglior marcatore. Baldini in campo da esterno alto con il numero 7, un calcio di punizione intanto dalla tre quarti in favore della formazione titana, palla che sfila, toccata da una giocatrice rosso-blu, che termina innocuo tra le braccia di Beth Griffith. Sono andati via 3 minuti sul manto erboso del campo nuovo di Porto Torres. Sassaresi che provano ad affacciarsi nella metà campo offensiva, farà laterale con Orsini che si fa vedere per dare una linea di passaggio, farà laterale di Leda che intendeva trovare Peddio sull'out di destra, anticipo di Congia. Orsini prova a lavorare questo pallone, si appoggia bene per Cocco, si va da Ladu, controllo di Fancello che si accentra, cercava Ladu in profondità, buona l'idea qui del giovane numero 8, stende di centrocampo giovanissimi per la Torres, Peddio e Fancello, rispettivamente sugli out di destra e di sinistra, entrambe classe 2004. Ecco proprio Peddio che sporca il tentativo di ripartenza della San Marino Academy. Se la cava bene Piazza, quel pallone in verticale ancora a cercare Menin, appoggia all'indietro, tentativo di imbucata, qua Coco brava nell'anticipo, fase confusa di gioco, prova a mettere un po' di ordine Prenga. C'è un po' di campo qua per la San Marino Academy, riesce Congia in anticipo a impedire il controllo di Alison Rigaglia. Attenzione agli esterni alti della San Marino Academy, anticipata alla fattispecie Rigaglia. Pallone rimesso in gioco ancora per la numero 11 che lavora bene con il tacco. Questo pallone arriva al traversone da sinistra, c'è il colpo di testa tentato da Baldini che non riesce però a imprimere la giusta forza a questo pallone. Allora Fancello, Cocco col sinistro, Sanna prova a venire fuori con eleganza da Torres, tocca per ultima Micciarelli, trovato il disimpegno sulla catena sinistra con la Torres, riesce a guadagnare un fallo laterale, batte proprio Sanna, è fuori dalla tre quarti offensiva Faris per lavorare con il petto questo pallone. Menin si va a sinistra da Rigaglia, può andare 1 contro Leda, guadagna la fascia centrale Rigaglia, prova il destro, la ribattuta da Griffiths e segna la San Marino Academy, ha segnato la formazione titana, ha segnato Giulia Baldini al 6° minuto del primo tempo. La conclusione di Rigaglia, andiamo errati, non pericolosissima, respinta da Griffiths non nel migliore dei modi, è al 6° minuto di gioco. Ora Baldini fa lavorare bene questo pallone contro Fancello, dialoga San Marino Academy con numero San Marino 7, Academy. Giulia Baldini. Rigaglia cerca ancora l'imbucata per Menin, l'anticipo aereo di Congia, poi Deida,
altro anticipo qua di Congia, palla lunga colpita di testa da Venturini. La San Marino Academy nella migliore posizione per fare la partita che vuole, sbloccato dopo pochi minuti il risultato. Prova a reagire la Torres con Peddio, il pallone per Ladu, sulla seconda palla Fancellu che prova il destro con il collo. La prima conclusione della partita della Torres, con il collo del destro provato Flavia Fancellu, se ne è partita a destra, a chiudere sul lato opposto l'esterno di centrocampo di Mister De Sole. Rimette palla in gioco Montanari, pallone che sfila, Congia col piatto, mette giù Prenga, apertura a sinistra per Rigaglia, cercava Menin o l'inserimento di Lanotte. Torres che ha recuperato solo per un secondo il pallone. La San Marino Academy prova a sfruttare il momento favorevole. Torres un po' frastornata dopo il gol di Baldini. Tiro dalla bandierina per la formazione bianca-azzurra, oggi in completo rosso. Sul punto di battuta del corner c'è Prenga. Torres che si abbassa tutta nella propria area di rigore, ad eccezione di Ladu, palla che sbuca sul secondo palo, libera Congia di testa. All'indietro Montalti che prova a dare profondità alla manovra della formazione ospite, poi si va all'indietro in sicurezza da Montanari, rilancio dell'ex estremo difensore di Ravenna e Castelvecchio. Ultimo tocco sammarinese, rimessa con le mani in zona d'attacco per la Torres, batte Ledda, controllo di Peddio, fuori gioco qua di Ledda, si fa solo prendere oltre la linea difensiva di Conte. Allora, è lunga a cercare Menin, col mancino Congia. Fancellu per Ladu, la sterzata di Ladu, entra nell'area di rigore il numero 9 della Torres, ottimo l'intervento in chiusura, in scivolata di Montalti. Rimane a terra Ladu, e qua era andata via con lo scatto. Chiusura di Montalti che non ha perso di vista il pallone, ottima la chiusura anche se un po' rischiosa del numero 3. Pallone per Fancellu, cross basso, libera in qualche maniera la formazione ospite, poi c'è Cocco, entra nell'area di rigore il 10, prova la conclusione col sinistro, alla che termina alta, ben distante dalla traversa della porta difesa da Francesca Montanari. Prime urla di Mario De Sole, non contento dell'approccio delle sue ragazze. Il lancio di Montanari, prolunga piazza, poi Rigaglia, cercare di trovare Menin sul secondo palo, si sta muovendo Baldini, di rigore ancora Rigaglia, gli va il fischio del direttore di gara contro l'attacco della formazione di Conte. Calcio di punizione che sarà battuto da Griffiths. Noi siamo giunti al 12° minuto del primo tempo, da 5 San Marino Academy in vantaggio per effetto della rete messa a segno da Giulia Baldini. Ancora spazio per Rigaglia, una delle più attive in questo avvio di gara, provato a premiare il movimento dell'interno di centrocampo di competenza Prenga.
la notte. Il confine dell'area di rigore, cross da sinistra. Avrà il pallone Baldini, poi Deida, un paio di pirouette su se stessa a cercare una linea di passaggio. Pallone controllato da Montalti che si appoggia da Montanari, pressing di Ladu, se la cava bene il duo sammarinese composto da numero 24 e numero 3 in questo disimpegno. Attenzione a questa palla in profondità che coglie un po' impreparata la retroguardia della Torres. A conclusione con il destro di Rigaglia, palla leggermente alta, un po' pigra la retroguardia rosso-blu, fatta solo prendere da questo lancio in profondità. Ha rischiato di subire il punto dello 0-2, sarebbe stata una dura mazzata. Il lancio di Griffiths, salta Baldini, Peddio nel cerchio di centrocampo, cerca l'imbucata per Ladu, vita facile in anticipo Piazza, scarico all'indietro per Montanari, pressing di Farris, costringe il portiere ospite ad accelerare la giocata, palla profonda, sale tardi, linea difensiva del San Marino. Ladu può andare da Orsini, Sanna per Fancellu, può andare via con il tunnel, batte ribatti che premia la squadra di Conte. Coco va vicina al recupero del pallone, alla fine Montalti se la cava in qualche maniera, poi mette palla a terra allungandosi, però il pallone dopo il primo controllo Micciarelli, pallone per Deida, controllo di petto di Rigaglia, Micciarelli, Rigaglia, Menin, non raggiunta dal pallone servito da Baldini. Torres che lancia in avanti là dove né Ladu né Farris possono giocare questo pallone. Il rilancio di Montanari, colpo di testa di Congia disturbata da Baldini, a cercare Farris, Venturini con l'esterno, ultimo tocco è rosso-blu, rimessa bianca-azzurra. Quindicesimo nel corso del primo tempo, attenzione a questa palla in profondità per Rigaglia, si alza la bandierina di Filippo Doro a segnalare la posizione irregolare di Rigaglia. Punizione per la Torres, dicevamo siamo al 15esimo nel corso del primo tempo, Torres 0 San Marino 1, il gol di Baldini al 6° minuto. Lungo Griffiths, colpo di testa a chiudere di Venturini, coppia centrale della San Marino Academy composta da Venturini e Montalti, finora impensierita poco. Andare via Peddio, pallone per Ladu, posizione irregolare. Torres che prova a prendere coraggio, a prendere campo. Punizione già battuta dalla San Marino Academy, Prenga apre a destra dove può controllare Micciarelli. Menin, buccata per Baldini che parte in posizione regolare, Baldini a tu per tu contro Griffiths, Baldini col destro, forse tradita da un rimbalzo, si divora il gol del 0-2. Giulia Baldini, fa buona la manovra della squadra di Conte, che ha mandato in porta l'ex giocatrice di Ravenna e Riviera di Romagna, come ricordato già in più circostanze, miglior marcatore di
questo avvio di stagione della San Marino Academy, con oggi sono 9 le sue reti. Rigaglia, in mezzo sono Menin e Baldini. Rigaglia prova ad andare via, lato corto dell'area di rigore torresina, chiusura in corner, si porta sul punto di battuta Prenga. Un paio di occasioni per arrotondare il parziale a proprio favore per la squadra ospite. Corner tagliato di Prenga, la palla che sbuca, colpo di testa la giocatrice rosso-blu. Calcio d'angolo tagliato di Prenga, replicato stavolta peggio, palla corta liberata da Cocco, ancora però nella disponibilità del 22, palla che va da sinistra a destra. La Notte si impegna per tenere in campo questo pallone. Contatto rude tra Sanna e La Notte. 19esimo al campo nuovo di Porto Torres. Batte Sanna, prolunga Ladu, poi Venturini. C'è l'intervento irregolare di La Notte. Calcio di punizione battuto da Concia, che fa pescare la velocità di Fancellu. Prende tempo aspettando che si riempia l'area di rigore, poi Faris col sinistro, la palla a lato, con Montanari che osserva la traiettoria terminare a lato. Conclusione col sinistro di Elisa Farris. Se ne è nata dal lancio lungo di Congia, che ha cercato e trovato in profondità Fancello. Brava qui la 14enne con il numero 8, aspettare l'arrivo delle compagne. Conclusione di Farris terminata a lato. La Torres un po' sbilanciata, San Marino Academy che è a campo per correre con Rigaglia, velocissimo, entra nel rigore, Rigaglia, pallone a cercare Menin, ci mette una pezza a difesa rosso-blu. Orsini per Ledda, ancora Orsini, vince il contrasto, il pallone lungo di Peddio a cercare Ladu e tiene in campo questo pallone, può andare a puntare Montalti. Brava a mettersi davanti con il corpo, proteggere questo pallone e poi subire anche fallo da Maria Grazia Ladu. 3 gol tutti in Coppa Italia per l'attaccante di Sarule. Siamo al 21esimo del primo tempo, ci avviciniamo alla metà della prima frazione. Rigaglia, si alza il pressing da Torres, brava qua la numero 11, cercare in profondità Menin, poi Congia, non rischia l'appoggio all'indietro per Griffiths, mette palla in fallo laterale per evitare guai peggiori. Ottimo approccio della formazione titana, molto bene tutto il tridente, questo primo quarto di gara che sta per andare via. Soprattutto Rigaglia con la sua velocità sta facendo male alla retroguardia della Torres, ragazza siciliana, classe 1998, ex giocatrice del Bologna. Sei punti in classifica per la San Marino Academy, una parità da recuperare, 1 per la Torres, 1 punto per la Torres con 2 gare da recuperare, quelle in trasferta contro Real Bellante e Forlì. Una classifica del girone C che vede in vetta il Grifo Perugia con 12 punti a punteggio pieno, la formazione Umbra
che nell'ultima trasferta a Sassarese ha destato un'ottima impressione, dominando la partita, portandola a casa con il punteggio di 3-0. Micciarelli va all'indietro da Montalti, rimbalzo problematico, poi di Montanari però brava ad andare dall'altro difensore centrale Venturini. Non si alza la pressione della Torres, allora la San Marino Academy può impostare con relativa tranquillità questa ripartenza. Piazza via al diretto avversario, la palla ancora per Rigaglia, la sponda per Menin, prova la dialogo sullo stretto, poi va a terra Baldini, calcio di punizione praticamente sulla linea o negli immediati pressi dell'area di rigore torresina. Ancora una volta buona manovra a palla a terra per la formazione oggi in rosso, che ora potrà usufruire di un calcio di punizione dai 17 metri, se non vediamo male dovrebbe essere proprio Alison Rigaglia sul punto di battuta. Griffiths che piazza con cura la sua barriera, calcio di punizione delicato da gestire per la formazione sassarese. Si attende il fischio arbitrale che arriva in questo momento. Con il destro, palla deviata e segna ancora la San Marino Academy, segna Alison Rigaglia. Qua sfortunata la retroguardia della Torres, la barriera della Torres che ha deviato il calcio di punizione. Si cerca l'imbucata per Ladu. Orsini, la notte, apertura sulla destra intercettata da Fancellu, pallone per Ladu nel cerchio di centrocampo, un po' disturbata dal direttore di gara. Apertura sulla sinistra per Sanna, sulla sua verticale si muove e riceve Cocco, prova ad andare 1 contro 1 contro Deida, pallone messo in mezzo, l'area di rigore ancora un po' troppo vuota. Orsini, anzi scusate, Fancellu recupera palla la San Marino Academy, può correre ancora Rigaglia, un'autentica spina nel fianco in questa avvio di gara. Menin prova a trovare un calcio di punizione, l'arbitro non fischia, ma ancora l'onnipresente Rigaglia. Chiusura di Orsini, l'ultimo tocco è del numero 11 della squadra di Conte. Ventiseiesimo nel corso del primo tempo al campo nuovo di Porto Torres. Torres 0, San Marino Academy 2, le reti di Baldini e Rigaglia. Terza gol in campionato per il numero 11, punizione deviata ma gol da attribuire all'esterno siciliano. Una volta pallone tra le braccia di Montanari, può ripartire da Piazza, recupera la Torres con Peddio, brava nel ripiegamento difensivo Rigaglia, grande partita finora. Prenga, Led alza questo campanile, colpo di testa di Venturini, ora Farris spalla alla porta, troppo lontano dall'area di rigore, poi va a commettere fallo. Calcio di punizione per la San Marino Academy, in controllo questa fase di gara. Prenga va a destra da Micciarelli, ruba palla a Fancelli, una delle più positive in questa via di gara complicato per la Torres. Sanna per Congia, Lado in posizione di fuorigioco, nonostante la coppia di centrali composta da Montalti e Venturini non fosse perfettamente allineata. È arrivata comunque la segnalazione di Roberta Falchi, che completa la terna arbitrale composta dall'altro assistente Filippo Doro.
e dal direttore di gara Alessandro Martinelli. Qua Menin per proteggere questo pallone, La Notte avrà questo pallone con la suola, poi Menin di prima a cercare Baldini che può andare 1 contro Sanna, non riesce a tenere il pallone in campo, motivo per cui il gioco riprenderà con una rimessa laterale per la Torres di Mister Desole. Batte Sanna col piatto Ladu, ora per Sanna, Farris il controllo con la coscia, poi Micciarelli finisce per trascinarsi il pallone in fallo laterale. Le mani Sanna, Ladu recupera il pallone, subisce un calcione da Deida, calcio di punizione per la Torres, fallo di Ilenia Deida. Ragazza di origini nuoresi, un simil derby per lei. Calcio di punizione per la Torres affidato al mancino di Congia. Verticale da Cocco. Va a andare via Deida, bella giocata di Cocco. Però poi deve andare a puntare un'altra avversaria, non ne ha più. Finisce per perdere questo pallone sul pressing di Montalti. Menin, La Notte, già da Sanna in scivolata. Rimessa già battuta da Micciarelli. Deida per Baldini. Il pallone terminato oltre il perimetro di gioco. Torres che ha bisogno di un'accelerata, di una scossa. Siamo alla 30esimo. Squadra sarda sotto di 2 reti. Batte Sanna, Farris, ora Sanna, di testa Ladu, il pallone va per terra, addomesticato da Cocco, chiusura di Deida. Sanna spazio per il cross, lo prova con il destro, finisce per centrare la figura di Montalti. Brutta palla persa qui dalla Torres, può ripartire la San Marino Academy. Un Prenga che stavolta non trova nessun componente del suo tridente offensivo. Qua Cocco alza un po' troppo la gamba. Fischio arbitrale in favore della squadra di Conte. Micciarelli, Menin, Deida. Pallone buono per Baldini. Intervento di Congia, si gioca solo per un secondo per il vantaggio. Poi in ritardo il capitano della Torres su Baldini. Ha avuto la peggio nel duello fisico, anche se la stessa Congia non sembra in buone condizioni. E poi 25 metri rispetto alla porta difesa da Griffiths, calcio di punizione affidato al destro di Francesca La Notte, ex giocatrice della Riviera di Romagna, torna a calcare i campi da gioco dopo uno stop di 6 anni, giocatrice che però ha esperienza di Serie A. La Notte col collo esterno del destro. Griffiths era andata, ha fatto un passo nel intento di chiudere il cross. La Notte ha provato a beffarla con l'esterno destro e non è andata troppo lontana dal bersaglio grosso.
Palla profonda per Ladu che prova a girare la diretta avversaria, protegge in qualche maniera Montalti, l'uscita di Montanari, rimasta a terra Ladu. Piazza in profondità, sponda di Menin, campo per la notte, l'imbucata per Baldini, esce Griffiths. Si rialza Ladu, Ledda, Tola, rischia un po' sul pressing portato dalla coppia composta da Menin e Rigaglia, all'indietro da Griffiths, ancora Tola, Cocco, Congia, recupera palla a San Marino Academy con Baldini, tentativo di imbucata, cercare Deida, pallone Sanna, non rischia, regalando il fallo laterale alla ragazza in rosso, batte Micciarelli, c'era spazio per il cross dopo aver scambiato con Menin. Deida, cross corto con il piatto, libera Congia, partita complicata per la Torres. Abbiamo ricordato come ci siano pochissime alternative in panchina. Va Farris, ruba palla Leda, si gioca per il vantaggio, Baldini entra nel rigore, Baldini contro Griffiths, Baldini col piatto, il miracolo di Griffiths a tenere in vita la Torres. Prenga all'indietro da Piazza, scambiano ancora Piazza e Montanari, l'estremo difensore biancazzurro che partecipa alla primissima costruzione della manovra. Giocatrice della Torres a terra, l'ultimo tocco del tutto è il suo, si ferma il gioco sul prato di Porto Torres. Noi approfittiamo di questa piccola pausa per ricordarvi che questa gara valevole per la quinta giornata del campionato di Serie C di calcio femminile, tornata che si completa con gli incroci tra Riccione Imolese, Grifo Perugia Bologna, Jesina, Città di Pontedera, Libertas, Real Bellante, Olimpia Forlì contro San Paolo. Vedotoria che vede in vetta Grifo Perugia con 12 punti, 10 punti per il Bologna, 7 per il Pontedera, 6 per San Marino Jesina, 5 per l'Imolese, 4 per San Paolo, 3 per Real Bellante, 1 punto per Olimpia Forlì, Torres e Riccione, 0 punti per la Libertas, classifica da prendere con le pinze sia perché il campionato è iniziato da tanto, ma anche perché la Torres ha 2 partite in meno, una gara in meno anche per Pontedera, San Marino, Imolese, Real Bellante, Olimpia Forlì e Libertas. È ripreso il gioco, questo calcio di punizione dalla 3/4 per la formazione in vantaggio di 2 reti. Cross tagliato sul primo palo, la palla che sbuca, controllata da Rigaglia, controllo irregolare, forse con un braccio del numero 11, il calcio di punizione per la Torres, sta per essere battuto da Griffiths. Appoggio per Tola, si fa vedere Orsini, col destro in verticale Congia, la spizzata di Farris, controlla Montalti, però non può evitare di concedere il fallo laterale, è messa già battuta dalla Torres. Va il fischio arbitrale, fallo lontano dalla palla, ancora una volta Martinelli ha osservato lo sviluppo dell'azione per poi fischiare una volta resosi conto del non concretizzarsi del vantaggio. Azione battuta da Congia, spizzata di Farris,
taglia nessuno sul primo palo. Montanari può prima stoppare con il destro, aspettare il pressing di Farris, guadagnare qualche secondo prezioso, raccogliere palle, far ripartire l'azione delle sue compagne dal basso. Anticipata qua a Baldini da Cocco. Fancellu, Congia col piatto, cercare Cocco che era scappata però in profondità. Micciarelli per Deida, nel cerchio di centrocampo Prenga, apertura a sinistra per Piazza, buon disimpegno qui dalla San Marino Academy, palla profonda per Menin. Piazza aveva calciato dopo che la sfera aveva oltrepassato la linea bianca che delimita il terreno di gioco. Pensa con le mani già battuta dalla Torres, palla però già persa la formazione di Desol. Allora Baldini arretra il proprio raggio d'azione, poi si appoggia su Prenga, arriva anche la sovrapposizione di Piazza, pallone per Rigaglia, siamo al limite della Rigaglia, prova il destro a giro, posizione centrale bloccata da Griffiths. Fancellu col piatto per Sanna, dà un'occhiata al movimento di Ladu che prova ad andare via in velocità, si porta avanti questo pallone col ginocchio, la chiusura tempestiva di Venturini in seconda battuta a coprire il buco lasciato dalla compagna che se l'ha fatta beffare nella velocità di Ladu, lo stesso numero 9 che riceve questo pallone, traversone col mancino, nel rigore solo Farris, poi Orsini, la volley col sinistro del centrocampista ex Pisa, Empoli e Livorno, conclusione che non impensierisce Montanari. Allora Prenga ancora per il proprio portiere Deida, prova il pressing Cocco però piuttosto solitario. Allora Deida con serenità da Montanari, il pallone per il numero 4 Rigaglia, esterni offensivi della San Marino Academy che a turno abbassano il proprio raggio d'azione per favorire lo sviluppo dell'azione. Squadra ben messa in campo quella di Conte. Siamo al 40° del primo tempo, Torres 0, San Marino 2, le reti di Baldini al sesto e di Rigaglia al 24° minuto. Con le mani Micciarelli, Baldini a evitare Fancellu, pallone per Prenga, recupera Farris, allora Peddio, contrasto con Prenga, alla meglio, giocatrice della Torres, possesso per Fancello, arriva la sovrapposizione di Sanna, si cerca però la profondità per Ladu, ancora una volta qua brava Giulia Montalti a proteggere la rimessa laterale. Molto bene il difensore centrale ex Ravenna, nel contenere la velocità di Ladu. Qua tanto Sanna prova ad aggrapparsi a Menin, in qualche maniera riesce a proteggere questo pallone. Quindi c'è il fallo del numero 4. Calcio di punizione per la San Marino Academy, a batterlo Micciarelli, anzi no scusate, Montalti. Controllo di Rigaglia, cercare il movimento profondo di Baldini. Con le mani Beth Griffiths. Micciarelli, Baldini, in testa sponda di Micciarelli, ancora Baldini, movimento in profondità di Menini, in comprensione tra 7 e 9, prova a ripartire la Torres con Farris che lavora bene questo pallone con la suola, poi l'apertura con l'esterno del destro per Ladu che veniva incontro, il pallone di Farris intendeva invece servirla in profondità. Venturini rischia un po'. La notte
Deida, Baldini, La Notte, Prenga, apertura a memoria a sinistra per Piazza, arriva il movimento del numero 20 che riesce a tenere il pallone in gioco, la chiusura in tackle di Ledda, poi non trova compagni da servire, guadagna il calcio di punizione per il fallo di Piazza. Peddio, sulla profondità si cerca ancora una volta Ladu, palla profonda per il 9, esce Montanari e fa sulla sfera, mancano poco più di 120 secondi più eventuale recupero al termine del primo tempo al campo nuovo di Porto Torres. Orsini recupera il pallone con l'aiuto di Peddio, palla profonda ancora una volta per Ladu, c'è un po' troppa fretta nel cercare il miglior terminale offensivo per la squadra di De Sole in questo primo tempo. Rilancio di Montanari, non tocca né Tola né Menin, poi Congia perde il pallone, ha contatto con Baldini, poi spazza Tola, gioco ancora fermo, Torres che dopo questa partita andrà ad affrontare la trasferta di Bologna, mentre per quel che riguarda la San Marino Academy, dopo l'impegno odierno in terra sarda per la visita alla squadra di Conte e l'Olimpia Forlì. Giocatrici ospiti che ne approfittano per dissetarsi, vista la pausa causata dall'infortunio occorso a Alessia Ledda. Che claudicante abbandona, ci si augura temporaneamente il terreno di gioco. Si riprenderà con un fallo laterale in favore della San Marino Academy. Non è battuto a cercare Menin, domestica con la fronte questo pallone, il tentativo di traversone di prima, traiettoria imprecisa. Siamo entrati nel recupero, deve essere 1 il giro di lancette di extra time in questa prima frazione. Tola, Orsini, ancora Tola, è rientrata Ledda che prova a cercare Peddio, Secondo me c'è anche Erika Nodari. Menin ancora la spalla alla porta, poi Orsini, c'è il buco di Congia, costretta poi a commettere il fallo. Che le permette, se così si può dire, di diventare la prima ammonita della partita. Cartellino giallo per Valentina Congia, quando è praticamente scaduto il recupero. Verosimilmente questo calcio di punizione sarà l'ultima giocata del primo tempo. Il primo tempo che ha visto la San Marino Academy in controllo della situazione, riuscita a sbloccare subito il punteggio con Giulia Baldini e poi ha arrotondato con il calcio di punizione deviato dalla barriera, battuto da Alison Rigaglia. Fallo su Baldini, direttore di gara che si dimentica di far abbandonare il terreno di gioco al numero 7. Calcio di punizione per la San Marino Academy, traiettoria a scendere, come facilmente prevedibile. Questa è l'ultima giocata dei primi 45 minuti che vanno in archivio con la San Marino Academy in vantaggio
per 2-0 sulla Torres. Ricordiamo i marcatori: al 6° minuto Baldini, al 24° Rigaglia. Noi ci prendiamo circa un quarto d'ora di pausa, ci risentiamo fra poco per il secondo tempo di questa partita. Dalla cinquantennale esperienza di Commerciale Pirroni nel settore dell'edilizia nasce il nuovo showroom dedicato alla ristrutturazione della casa. Nella storica sede di via San Sperate a Decimomannu puoi trovare un fornitissimo reparto dedicato alla termoidraulica, ma anche stufe a pellet, impiantistica e le migliori proposte di pavimenti radianti. Commerciale Pirroni esegue sopralluoghi gratuiti e preventivi personalizzati, anche in loco. Commerciale Pirroni, qualità e affidabilità per la tua casa. Amici di Directa Sport, di nuovo live dal campo nuovo di Porto Torres. Sta per iniziare il secondo tempo della sfida tra Torres e San Marino Academy, quinta giornata del campionato di Serie C calcio femminile girone C, primo tempo andato in archivio con la formazione ospite di Alain Conte, avanti di 2 reti per effetto delle marcature messe a segno al 6° minuto da Baldini, al 24° da Rigaglia, risultato che certifica quella che è stata la superiorità della formazione bianca-azzurra, oggi quasi completamente in rosso nel corso dei primi 45 minuti. Squadra brava nello sbloccare il risultato nelle fasi embrionali della gara, per poi arrotondare il parziale e gestire il possesso contro una Torres che non è riuscita a fare quasi mai male a Montanari. Si fa eccezione per 2 conclusioni, una di Fancellu e una di Farris, che però non hanno costretto all'intervento l'estremo difensore ospite. Poi c'è la pressione di Fancellu, il disimpegno ottimo ancora una volta di Montalti. Lei è Rigaglia, a nostro modestissimo parere le migliori in campo nei primi 45 minuti. Prenga, cerca questo pallone a memoria sulla destra, non trova Baldini pronta a ricevere. Squadra ben messa in campo quella di Conte, con questo 4-3-3 che prevede l'abbassamento a turno di uno degli esterni alti, con l'opposto che va a trovare la profondità. Palle profonde e non solo, aspetti che hanno messo in difficoltà la formazione di De Jong nel corso del primo tempo. Qua la palla di Lanotte proprio per Baldini, l'appoggio per Meni, la diagonale puntuale di Leda, evitare facili conclusioni al centravanti della San Marino Academy. Pallone per Cocco, abbiamo detto questo 4-3-3, fase di possesso, diventa un simile 4-2-3-1 con Lanotte che va a giocare praticamente sotto punta. Pallone controllato da Cocco, l'ultimo tocco di Micciarelli. Il fallo laterale è per la Torres che in questo secondo tempo attacca da sinistra a destra rispetto al vostro punto di osservazione. Cross da sinistra di San, pallone per Ladu, sulla seconda palla arriva a Ledda. Questo tentativo velleitario dalla distanza, pallone che termina addirittura in fallo laterale. Messa in gioco con le mani, affidata al terzino sinistro Martina Piazza. Trascorsi in nazionale under 19 per l'esterno basso della squadra di Conte. Con le mani ancora il numero 20. Poi testa di Ledda, quello di Prenga ad anticipare Orsini, poi Menin, tanto lavoro sporco per il numero 9 nel corso del primo tempo.
Ledda alla cieca, trova Peddio, poi di testa Orsini, protegge questo pallone, poi non riesce a tenerlo in gioco, palla colpita troppo con l'esterno del destro, che termina oltre il campo per destinazione. Andati via quasi 4 minuti nel corso di questo secondo tempo al campo nuovo di Porto Torres, San Marino avanti di 2 reti. Rigaglia, spalla alla porta, salta Peddio, poi la notte, cercare il movimento di Menin, l'anticipo di Tola, il pallone ancora per la formazione titana, Cocco perde il contrasto con Piazza, poi il pallone impreciso di Prenga, non trova alcuna compagna pronto a riceverlo. Allora Sanna, Fancello che prova a prendere la fascia centrale, pallone per Cocco, prova a evitare la notte, finisce per perdere un tempo di gioco. Allora si riparte da dietro con Congia, pallone che arriva in qualche maniera all'Adu, siamo ai 20 metri, pallone per Peddio, si apre ancora per ricevere questo pallone Ladu, col piatto del sinistro per il tocco elegante di Ledda che si libera della diretta marcatrice, poi Peddio, Ladu, arriva il fallo di Rigaglia, il calcio di punizione per la Torres. Siamo a circa 20 metri rispetto alla porta difesa da Montanari, posizione decentrata nei pressi della linea del fallo laterale. Si rialza Ladu senza l'ingresso dei sanitari rossoblù. Temporaneamente il terreno di gioco. Sul punto di battuta Congia. Torres che tiene 3 giocatrici, protezione della propria tre quarti difensiva, nonostante ci sia la sola Rigaglia pronta a ripartire. Calcio di punizione di Congia, si aspetta solo il fischio dell'arbitro. Eccolo qua, parte Congia col mancino, prova ad andare direttamente in porta, conclusione centrale ben letta da Montanari, che non ha problemi a effettuare quella che a memoria potrebbe anche essere la prima parata della sua partita. Congia in profondità, il controllo di Micciarelli, scarico all'indietro per Montalti, Montanari, Menin, Deida sul pressing di Cocco, cerca e trova Baldini, si libera di Sanna, Baldini prova a prendere la fascia centrale, Rigaglia tagliava verso il centro e aveva fatto spazio, il movimento incontra la palla di Menin, Farris apre a destra per Ledda, prova a guadagnare campo l'ex giocatrice di Oristano, la profonda a cercare Farris, si libera ancora senza grossi patemi la coppia di difensori centrali sammarinesi. Ladu prova ad andare 1 contro 1, entra nell'area di rigore, Ladu prova a sfruttare la sua velocità, prova a sterzare la chiusura attenta di Piazza, poi Cocco all'esterno si appoggia facile a Ledda, cross con il destro di Ledda, cercare Farris, il colpo di testa di Deida, controllo di Fancello, poi la lascia lì per Sanna, tiro cross con il destro, palla che sbuca sul secondo palo, Ladu che non arriva in tempo per la deviazione vincente. Torres leggermente più propositiva in questo secondo tempo, ripresa iniziata da 8 minuti scarsi. Ricordiamo il parziale San Marino Academy avanti 2-0, al sesto Baldini, al 24esimo Rigaglia. Rilancia Montanari, dopo un doppio colpo di testa a Piazza, cercare il pallone per Menin, Congia all'indietro da Griffiths, non esente da colpe nell'azione dell'1-0. Baldini non trova la notte, Montalti, Deida, Sanna,
sulla verticale per Fancellu, esce bene Micciarelli ad arginare il giovane esterno di centrocampo di De Sole. Poi Baldini, chiusura di Congia che però poi perde il duello sul ritorno del numero 7. Tocco di Menin per Rigaglia, esce Griffiths, abbranca un pallone che aveva tutti i crismi della pericolosità. Ledda, Farris, arriva il movimento di Ladu, bel giro di Farris che si libera solo inizialmente di Montalti, una volta brava a non mollare la presa. Tocca la giocata di Coco sull'auto di sinistra, chiusura in tackle di Deida. Con le mani pronta Sanna. Cocco, palla di ritorno per il terzino, letta da Baldini, pallone che rimane in campo, bella giocata di Fancellu, palla che non esce da quell'angolo di campo, tra rimessa in zona d'attacco per la formazione sarda. San Marino Academy che recupera questo pallone a campo per andare in contropiede, pallone a cercare la velocità di Rigaglia, chiusura in tackle di Ledda. La rimessa di Piazza, compressione con Rigaglia, ne approfitta Ledda per alzare il campanile, utile per liberare solo temporaneamente la propria tre quarti. Pallone profondo per Rigaglia, protegge la rimessa dal fondo Ledda. Come già detto nel corso dei primi 45 minuti Torres è bisognosa di una scossa, di un episodio, di qualcosa che possa rimettere il rossoblu in partita. Griffiths, Tola, alla profonda, spizzata di Ladu, il controllo di Farris, raddoppiata ed è predata del pallone. Peddio da terra, gli va il fallo che consentirà alla Torres di alzare il baricentro grazie a questo calcio di punizione poco oltre la linea mediana. Piazzato affidato a Ledda, la profonda per il controllo di Ladu, ha toccato l'area di rigore, pallone sul primo palo a cercare Farris che prova a girare verso la porta di Montanari, conclusione contratta, poi a rimorchio Congia abbandona la sua posizione offrendo il fianco al contropiede della San Marino Academy. Grande palla di Benin per Rigaglia, tu per tu con Griffiths, Rigaglia guadagna l'area di rigore, il sinistro di Rigaglia, palla a lato. Ripartenza esemplare della formazione di Conte, grande palla e profondità di Menin e al 13° della ripresa arriva un'altra palla gol per la squadra di Conte. Orsini, Farris, intervento in gioco pericoloso di Montalti, calcio di punizione per la Torres, 12:30 sul cronometro della ripresa. Congia, cercare Peddio, palla bassa, Peddio è più reattiva di Piazza nella circostanza, seconda battuta arriva Ladu, può andare a sfidare uno contro uno l'avversario, guadagna la fascia centrale, bella giocata di Ladu, siamo al limite, il destro di Ladu, ha segnato la Torres, ha segnato Maria grazie a Ladu, 14° minuto del secondo tempo, arrivata la giocata individuale di Maria grazie a Ladu a ridare ossigeno alla Torres. Ladu che ha fintato di andare sulla fascia, ha preso la fascia, si è passati nel
l'arco di poco più di un minuto al possibile 0-3, dal possibile 0-3 all'1-2, che dunque rimedà un po' di peppe questa mezz'ora abbondante che manca. Più recupero al triplice fischio del signor Martinelli di Ostialido, che sta dirigendo la gara, coadiuvato dagli assistenti entrambi sassaresi, Roberta Falchi e Filippo Doro, con le mani in ledda per Ladu. Orsini, pallone cercato per Farris, che va a terra nell'incrocio con Venturini. Calcio di punizione per la Torres, che la sembra galvanizzata dal gol che ha dimezzato lo svantaggio arrivato poco più di un minuto fa, firmato da Maria Grazia Ladu. Calcio di punizione affidato al sinistro di Congia. Pertanto Conte manda 2 elementi dalla sua panchina a scaldarsi. Prima occasione utile, andremo a rileggervi quelle che sono le formazioni. Ci sono stati cambi all'intervallo, ragguagliandovi anche su quelle che sono le alternative in panchina a disposizione dei 2 tecnici, ma prima il calcio di punizione di Congia. Ecco il fischio di Martinelli, parte Congia, palla sul secondo palo, né un tiro né un cross, si poteva fare di meglio. Palle native che potrebbero recitare un ruolo importante. Dicevamo San Marino in campo con Montanari in porta, linea 4 composta da Michelli, Montalti, Venturini e Piazza, Deida, Prenga e La Notte a centrocampo, il tridente composto da Baldini, Menin e Rigaglia. Torres con il 4-4-2, Griffiths, terzini sono Led e Sanne, centrali Congia e Tole, in mezzo al campo agiscono Orsini e Cocco, sulle ali Fancellu e Peddio, di punta Ladu e Farris. Qua capitano del San Marino Academy a terra, si tratta di Jessica Menin. Arriva il medico sociale della formazione titana. Siamo al 17esimo nel corso del secondo tempo. Si può continuare a giocare, mi sembra molto dolorante a terra. A terra anche Ladu, alla vista non ci inganna. E 2-1 per la San Marino Academy, reti di Baldini, Rigaglia e quella di Ladu a ridare un po' di speranza alla squadra sarda. Tanto Menin si è già ripresa, prova di sostanza del centravanti di Sangue Argentino, 7 stagioni con la maglia bianca-azzurra. In panchina a disposizione di Conte ci sono la numero 1 Giorgi, la numero 2 Niccolini, la 5 Paganelli, la 8 Rossi, la 21 Bianchi, la 23 Costantini, col 45 Barbieri e col 99 Pier Gallini. Panchina decisamente più corta per Mister De Sole, che può avvalersi del numero 12 Chessa, del numero 13 Podda e del 15 Cossu. Si riprende finalmente a giocare sul manto erboso del campo nuovo di Porto Torres. Qua Rigaglia parte in posizione irregolare, si alza puntuale la bandierina di Falchi a segnalare la posizione irregolare della giocatrice siciliana.
ed arriva il primo cambio in casa San Marino Academy. Pronta a entrare sicuramente Nausicaa Costantini. Esce il numero 22 Prenga. Esce anche Menin. Dovrebbe entrare Barbieri, se non dovesse cambiare niente nello scacchiere tattico di Conte. Infatti entra Raffaella Barbieri con il numero 45. Non dovrebbe cambiare niente, 4-3-3 o 4-2-3-1 che dir si voglia, è stato 4-2-3-1 o 4-3-3 sarà per questi ultimi 25 minuti. Raffaella Barbieri, un gol per lei, arrivato nella rotondissima vittoria all'esordio in campionato contro la Libertà su 11-0. Casella netto in favore delle San Marinese, pallone profondo a cercare Farris, anticipo di Montalti. Con le mani Ledda. Orsini spara alla porta. Poi c'è fallo sul numero 6 della Torres, vittima di un pestone. 21esimo minuto sul cronometro della ripresa, calcio di punizione per la Torres, ancora Congia sul punto di battuta. Battuta di Congia, palla che rimbalza in maniera potenzialmente insidiosa per Montanari. Nessuna giocatrice della Torres pronta, una deviazione che poteva essere fatale per Montanari. Un'altra palla inattiva gestita dalla Torres non nel migliore dei modi, rimessa a fondo per Montanari. Rigaglia, attenzione al movimento di Baldini, che forse la partita in posizione regolare. Torres che ora rischia con la linea alta, Tola parte Baldini, posizione regolare, Baldini entra in rigore, Baldini contro Griffiths, palla che esce di qualche centimetro. Baldini si divora il punto del 3-1 al 22esimo minuto del secondo tempo. Ledda. Torres che ora ha alzato la linea difensiva, costretta a rischiare. Congia, Farris, non può controllare un pallone troppo forte per lei, per il colpo di testa di Montalti. Si va all'indietro da Micciarelli, senza troppi fronzoli, cerca la profondità, non trova Baldini, ma evita comunque che la Torres recuperi palla in una posizione di campo pericolosa. Orsini, proteggere questo pallone, prova a spezzare il raddoppio e ci riesce. Poi Farris, in qualche maniera il possesso è ancora Sassarese. Orsini all'indietro per Congia, alla rasoterra, alzata da Venturini. Poi La Notte, riceve Baldini, pallone ancora nel cerchio di centrocampo per la neo entrata Costantini. Calcio di punizione per la Torres. Abbiamo scollinato oltre la metà della ripresa al campo nuovo di Porto Torres. San Marino Academy avanti 2-1 sulla Torres. Congia profonda a cercare Ladu, controllo difettoso dell'unico marcatore giornaliero della Torres. Palla profonda per Barbieri. Aspetta l'arrivo delle compagne, poi si prende la fascia centrale, il movimento di Rigaglia. L'ultimo tocco è sammarinese, cioè non abbiamo visto male. Ci dà ragione la segnalazione di arbitro e assistenti.
Orsini, recupera palla a Rigaglia, prova il destro a giro, c'è il destro, non c'è il giro. Torres che ha già rimesso il pallone in gioco con Tola, cercare la testa di Peddio, meglio Piazza nel gioco aereo, sfruttare la maggiore fisicità. Ladu può controllare, spalle alla porta, un'occhiata al piazzamento del compagno e poi torna all'indietro da Tola che mette questa palla profonda con il petto Piazza a fare a sportellate con Farisi, calcio di punizione per la Torres, batterlo Alessia Ledda. La profonda per Ladu, poi in tackle va a commettere fallo, subito un colpo al volto nel duello con Piazza, pare molto dolorante il numero 9 della Torres. Attimi di concitazione all'attesa di capire l'entità del guaio corso a Maria Grazia Ladu, andata a provare a recuperare questo pallone in tackle nel duello contro Piazza, ma è andata involontaria, portatele dal terzino sinistro della squadra di Conte. Riccione Molese, Grifo Perugia Bologna, Jesina Città di Pontedera, Libertas Real Bellante, Olimpia Forlì San Paolo. Queste le sfide che oltre al Torres San Marino Academy che vi stiamo raccontando vanno a completare la quinta giornata di campionato Serie C femminile girone C. Affrontano due squadre che hanno entrambe partite da recuperare. San Marino che recupererà la propria sfida contro il Pontedera, seconda giornata il 9 dicembre. Torres che invece dovrà recuperare due sfide entrambe in trasferta contro Forlì e Real Bellante. Buca il colpo di testa Led, pallone per Barbieri, la velocità di Rigaglia, controllo del numero 11 che può andare 1 contro 1 contro Tola. Cross sul secondo palo, libera in qualche maniera Sanna, lo fa in maniera un po' rischiosa, poi Ledda ci mette una pezza, lancia lungo da cercare Farris, anticipo secco di Costantini, poi Congia col piatto per Ledda, cerca ancora Farris, controlla Venturini, escursione della metacampo offensiva del numero 15, imbuccata per Barbieri che si fa sorprendere oltre la linea difensiva della Torres. Calcio di punizione per le ragazze di Desole, terzo cambio per Alain Conte, esce il numero 14 La Notte, vediamo un po' chi sarà a prendere il suo posto, dovrebbe essere Alessandra Piergallini, ex giocatrice della Jesina, con Rigaglia che ora va lei a agire alle spalle di Barbieri, non cambia il modulo, cambia solo la posizione di Rigaglia che accentrerà la sua posizione lasciando la fascia a Piergallini. La chiusura di Tola, non riesce a tenere in campo il pallone proprio Piergallini, poi Piazza, eccolo il pallone per il numero 99, prova a puntare Ledda, finisce per trascinarsi il pallone oltre la linea laterale.
messa da Ledda, toccata di testa da Piazza. Allora, mettere un po' d'ordine, attenzione a Rigaglia che parte da dietro e quindi in posizione regolare. Rigaglia sola contro Griffiths, intervento in scivolata di Tolla determinante, poi Barbieri e altra chiusura di Congia. Due ottimi interventi qua della coppia di difensori centrali della Torres. Poi c'è ancora speranza per la squadra sassarese, siamo al 30° del secondo tempo. Calcio d'angolo battuto male qua. È rimessa dal fondo per la Torres che non paga dazio in questa situazione. Messa di Griffiths corta per Tola, prolunga Peddio a cercare di trovare Ladu che prova ad andare via, spalla alla porta nel duello con Venturini. Calcio di punizione per la Torres. Piazzato affidato a Alessia Ledda, esterno basso, classe 1998. Pallone sbuca all'interno dei 16 metri sammarinesi. Inizia qua la ripartenza dalla formazione di Conte. Rigaglia con una giocata non tra le migliori della sua comunque ottima partita. Messa laterale per la squadra in bianco, Ladu per Ledda, verticale a cercare Farris, che poi testa di Venturini, poi ancora Ladu più reattiva sulla seconda palla, calciare il pallone addosso a Piazza e guadagnare un'altra rimessa con le mani. Spizzata di Ladu, poi Cocco, va palla a Rigaglia. Sarebbe stato spazio per il contropiede della San Marino Academy, poi Farris a prolungare di testa per Peddio, chiusura della retroguardia ospite. Peddio, i pressi della bandierina del calcio d'angolo, le tocca il pallone Piazza. Ladu trova spazio per il cross, Farris può solo prolungare, allora Fancello all'indietro per Congia, calcia corpo troppo all'indietro, palla al lato, riuscita a liberarsi sulla linea di fondo. Ladu trovare questo traversone interessante con Farris che è riuscita a impattare con la fronte. (12 più recupero al triplice fischio di Martinelli. Fancellu, una linea di passaggio, si desteggia comunque con personalità. Ledda, il fallo di Pier Gallini. Calcio di punizione per la Torres. Congia, profondità a cercare Farris. Altro scontro duro, stavolta tra il numero 11 della Torres e Giulia Montalti. Si rialza l'attaccante della Torres, l'imbucata di Rigaglia per Barbieri, chiusa da Congia, non può essere stata rallentata da Ledda. Buona quella cooperazione tra 2 e 3 della Torres. Con le mani può andare Martina Piazza. Rigaglia prova a guadagnare l'area di rigore, fermata, poi la conclusione è da fuori di Costantini.
pallone di Tola, controllato da Montanari, con i piedi, rischiare un po' sul pressing di Farris, poi il pallone per Fancellu, il tocco di Tola, Farris ha un po' di campo per andare, prova a liberarsi col sombrero dall'avversario, finisce per allungarsi troppo il pallone, la chiusura di Montalti, il rilancio lungo era San Marino Academy con un pizzico di affanno, ha perso qualche certezza dopo il gol di Ladu, la formazione di Alen Conte. Orsini, ultimo tocco ancora biancazzurro, cross di Sanna, rimpallo con avversaria alla premia, tra rimessa laterale già battuta, Fancello, cercare Ladu, la spizzata per Peddio, vediamo un po' se scegliere di andare 1 contro 1, prova 1-2 con Ladu, arriva il terzo giocatore, ovvero Alessia Ledda, arriva un po' col passo lungo, il tentativo di cross non è granché, rimessa dal fondo per San Marino Academy, prolunga Pier Gallini, controlla Ledda, consentendo alla formazione titana di bissare il giro di pochi secondi il fallo laterale precedente. Rigaglia col sombrero elegante su Cocco, alza un campanile decisamente più rustico, voi Barbieri, prolunga bene per Piergallini, può andare 1 contro 1 con Congia, l'ultimo tocco è del capitano della Torres, non se ne avvede il direttore di gara, rimessa a fondo per la formazione sarda. Ladu, anticipata Orsini, va a fare sportellate qua Ladu, possesso ospite con Costantini, palla in profondità, nessun elemento del tridente ha partito a dettare la profondità, palla facile per Griffiths, rinvio non controllato da Fancellu, beffata dal rimbalzo, guadagna l'area di rigore, è un calcio d'angolo Giulia Baldini, un po' calata fisicamente la formazione di Conte dopo un primo tempo al limite della perfezione. Calcio d'angolo affidato a Alison Rigaglia, cross col mancino, palla che sbuca all'interno dei 16 metri della Torres, poi Costantini, pallone per Deida, mette fuori Peddio, ancora Costantini, non tocca Barbieri, lo fa Sanna, però non può controllare. 38esimo del secondo tempo, 7 più recupero al termine. Pallone per Baldini, appoggio per Barbieri, legge bene Tola, però ancora Costantini, spazza Sanna, piazza, San Marino che prova a congelare il possesso nel tentativo di tenere la Torres lontana dalla propria tre quarti, qua sbaglia Piazza, anticipo di Peddio, il fallo di Ladu, calcio di punizione già battuto da Venturini. Va da Montalti, da un'occhiata al piazzamento del compagno, a destra per Baldini, arriva la sovrapposizione di Micciarelli, Baldini sceglie il centro per Costantini e pasticcia nel tentativo di lavorare questo pallone per Tola, brava Rigaglia in fase di copertura, ancora Tola, Peddio lo fa rimanere su quella fascia, va un po' a imbottigliarsi. Poi Congia per Fancello, un po' di campo per andare sulla sinistra per Giada Sanna, palla imprecisa per
il terzino sinistro. Poi Baldini va a andare via, viene fermata in maniera irregolare da Farris, calcio di punizione. Per la San Marino Academy. Ora Baldini. Rimessa laterale battuta, pallone per De Ida. Cross il numero 4, non trova nessuna compagna appostata sul secondo palo. Allora Torres che può provare a organizzare una manovra offensiva. Ledda sulla verticale da Peddio, va ad andare via a Piergallini, sta a cercare questa palla di ritorno per Ledda, recupera Piergallini, la palla non è uscita, c'è Barbieri e prova il destro, tiro fiacco bloccato da Griffiths, poi Fancellu fermata o quantomeno rallentata da Micciarelli. Pallone era lavorato da Cocco, si fa vedere Orsini, controllo difettoso del centrocampista rossoblu, poi Cocco, un po' di fretta anche per la Torres, come è abbastanza logico che sia. Mancano 4 minuti e mezzo più recupero alla fine, con le mani Sanna, pallone per Fancellu, tocco di mano abbastanza ingenuo qua di Costantini che concede alla Torres una chance su palla inattiva. L'opportunità per la Torres di gettare palla in avanti, proverà a farlo col mancino Congia. Palla profonda, libera Micciarelli, poi ancora Congia, arriva il fallo sul capitano, calcio di punizione ancora per la Torres, posizione più o meno la stessa. Libera di testa Costantini, può partire il contropiede sammarinese. Rigaglia a destra da Baldini, la chiusura di Sanna attenta questa volta. Tante opportunità in contropiede per chiudere la partita per la squadra di Conte. Forse il non averne sfruttato almeno un paio, unica pecca di un'ottima gara. Arriva un altro cambio per la San Marino Academy, entra Martina Bianchi, dovrebbe aver lasciato il terreno di gioco Alison Rigaglia. Esterno di centrocampo, Martina Bianchi andrà verosimilmente a occupare quella posizione avanzata che Rigaglia ha occupato fino all'ingresso di Piergallini. Intanto siamo entrati negli ultimi 2 minuti di gioco al campo nuovo di Porto Torres. Fancellu riesce in qualche maniera ad arrivare da Cocco, che però si fa soffiare il pallone da Baldini. De Ida, Sanna protegge la rimessa laterale dalla pressing di De Ida, rimessa già battuta. Fancellu da Cocco, prova la sventagliata, cercare Peddio, traiettoria ben letta da Venturini, problema di Tola che intendeva cercare Peddio, chiusura di Piazza, poi recupera Orsini, fallo laterale,
la formazione ospite. Gioco pericoloso qua di Orsini. Batte Venturini, non rischia, va da Montalti all'indietro da Montanari. Montalti, San Marino Academy che getta via questo pallone. Ledda non fa di meglio, poi prova a recuperare con il tackle colpendo il pallone. Congia in profondità, cercare Ladu, buono qua il controllo del numero 9, appoggio per Ledda e di prima prova a gettare questa palla in mezzo. Orsini prova a lavorarla sulla tre quarti offensiva, lo scarico ancora per Ledda, scade ora il 45esimo minuto. Attendiamo la segnalazione dei minuti di recupero da parte del signor Martinelli. Tanto prova a ripartire il contropiede della formazione ospite con Costantini, l'apertura a sinistra per Barbieri che si impegna per tenere questo pallone in gioco e ci riesce. Lato corto dell'area di rigore, può andare 1 contro Tola. Lavora questo pallone con la suola, guadagnando secondi preziosi, avvicinandosi alla bandierina. Tola ne disturba l'altro, uno scarico per Pier Gallini, il tentativo di traversione di quest'ultimo trova solo il fondo del campo. Ladu col mento, poi Ledda per Farris che prova a fare la guerra in mezzo alle maglie difensive sammarinesi, poi Ladu, la chiusura di Pier Gallini. Siamo persi la segnalazione del recupero da parte del direttore di gara, semmai sia arrivata. Punto via 1 di minuti di recupero. Cocco a sinistra per Sanna, sarebbe la palla in verticale per Fancello, la chiusura di Baldini, la rimessa è rossoblu. Sanna all'indietro per Congia, la palla in avanti, libera Montalti, poi brutto qua incrocio tra Orsini e Pier Gallini, il fallo è della giocatrice della Torres. Sento il rumore fin qui, arriva il cartellino giallo per Orsini, mette la seconda moneta della gara, l'altra è Valentina Congia. Siamo al 47esimo, infortunio occorso ad Alessandra Pier Gallini che verosimilmente allungherà il recupero. Calcio di punizione affidato al destro di Montalti. Lungo a cercare Barbieri, colpo di testa di Congia, prolunga Cocco, controllo elegante di Fancello, cercare Farris, serie di colpi di testa, prova a mettere ordine Tola, palla a metà tra Ladu e Peddio, alla meglio la formazione ospite, ruba palla Tola, Orsini, Ladu, un'occhiata al piazzamento delle compagne, una delle ultime chance per la formazione di Desole, sfruttata non al meglio. Arriva ora, dopo 3 minuti di recupero, il triplice fischio del signor Alessandro Martinelli di Ostiadida. Torres 1, San Marino Academy 2, le reti al 6° minuto del primo tempo di Baldini, al 24esimo di Rigaglia, nel secondo tempo al 14esimo Ladu ha messo a segno quello che poi si è confermato essere il gol della bandiera. Dunque San Marino Academy che sale a quota 9 in classifica, Torres che rimane a quota 1. Io vi rimando ai nostri contenuti infrasettimanali per le interviste del post partita. Ringrazio Andrea Farris per le preziose immagini che ci hanno raccontato questa sfida. Ricordo per l'ultima volta il punteggio finale: Torres 1, San Marino Academy 2. Un saluto da Mauro Garago e buon proseguimento con i programmi di Directasport.it. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming.
Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali. Calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre al fianco dei tuoi campioni.